Io spero che lunedì prossimo qualcosa ci sia di più chiaro e di provare a mettere in piedi la ripartenza. Bruno Zago, patron del più importante gruppo cartario italiano, la Progesta di Istrana, auspica che la produzione nelle 6 cartiere distribuite in tutto il paese, da ieri sospesa a causa dell'aumento del prezzo del gas, possa riprendere già da lunedì prossimo. Spero che il tutto si risolva nel giro di una settimana, 10 giorni, spiega il presidente del gruppo, anche perché se così non fosse, aggiunge, si rischia un pericoloso effetto domino. Anche i nostri clienti rimarrebbero senza materia prima, sicché ci sarebbe una cascata infinita di fermate di aziende. La rapida impennata delle quotazioni del metano, ora ai massimi storici, ha spinto Progesta ad interrompere temporaneamente la produzione di tutte e 9 le macchine continue di carte per ondulatore. Quando si sospende la produzione è sempre una scelta sofferta e ponderata. E purtroppo però non si poteva fare altrimenti. Dall'anno scorso a quest'anno è aumentato 10 volte. Ad amareggiare ancora di più il fatto che le commesse siano in aumento, ma costa troppo produrre. La carta venduta a circa 680 euro a tonnellata richiede oggi infatti circa 750 euro di soli costi energetici. Dopo abbiamo la materia prima, abbiamo la lavorazione, abbiamo i prodotti che servono per fare la carta, che vorrebbe dire che oggi bisognerebbe vendere la carta a 1000, 1100, 1200 euro a tonnellata. Alla luce di tutto questo abbiamo deciso di fermarci, conclude Zago, parleremo con i nostri clienti e vedremo che soluzioni attuare. Troveremo un accordo con i nostri clienti, formeremo dei prezzi adeguati e riprenderemo a lavorare.